Su scomincià dall'anno dopo, quando i re avevano l'usanza delle inguere, Joab, al comando di un grande esercito, al fiscale la tierra dei Ammonizi, e poi alle assidi arabe, bil che David era restato in Gerusalemme. Joab al chiappà e a splantare arabe. David al chiolè dal chiaf di Milcom la corona, al viode che pesava un talento d'auro e aveva anche une piere di gran valore. La corona è fommetuta sul chiaf di David. Lui ha strafuì de citat un rafat fenomenale. Si menà da ursi anche tutte la Inde, che le condannà a lavorare con seis, con piccons di fiere e con manaris. David ha trattato compagni tutti sollecitati dai Ammonizi. Poi dopo tornò con tutti siei in Gerusalemme. Più in là, sclopò una guerra coi Filisteus a Gezer. Allora si beccai di Cuse al coparsi pai de Gernassie dai Refaim. I Filisteus a diventare insultans. Sclopò un'altra guerra coi Filisteus e il cane, figlio di Jair, al copà l'Acmi, fradi di Golie di Gat. L'aste de solance e ieri tanche il subli dal Tiesidoro. Sclopà un'altra guerra in Gat e un uomenon alto di vapore, che aveva idee a sis, va di indut 24, anche lui de Gernassie di Rafe, a svilanare Israele. Jonate, figlio di Semee, frate di David, lo ammazzò. Questi uomini erano tutti discendenze di Rafe in Gat, a colarin per man di David e dei suoi uomini. Satane si mette contro di Israele e astizza David a fare il censo dei figli di Israele. David gli disse a Joab e i suoi restanti del popolo: Lait e contate i figli di Israele, di Bersabè a Dan. Poi dopo portaimi il conto, così anche io, trosca son. Joab gli disse a David: il Signore, che fasi cresci il suo popolo, finta farlo diventare 100 volte istante. Ma paron, non sono forse tutti sottans dal mio paron. Perché poi il mio paron vuole fare questo senso? Perché varessi di colà queste colpe per zore di Israele? Ma l'idea del re fu più forte di Joab. Allora lui, al passare fur per fur, tutto Israele e al tornare a Gerusalemme. Joab gli consegnò a David il numero del censo di Int. In tutti i figli di Israele erano 1.100.000 uomini in stato di combatti. Giuda aveva 470.000 uomini in stato di combatti. Fra di loro, però, Joab non faceva il censo dei Levizi, né dei tribù di Beniamin, perché il comando del re gli sembrava una robate masse orrende. La robe gli displasè ai voi di Dio, che colpì Israele. David gli disse a Dio: facendo una robe di che sorte o hai peccato una voretta grande. Perdone, ti prei, la tristeria dal tuo famei, perché hai proprio te perduto il chiave. Il Signore gli disse a Gad, profeta di David: va e disi così a David. Al disse il Signore: ti mette denan 3 robis, se il gente une e io te darai. Gad alle di David e contà. Al disse il Signore: sielz, jenfri 3 anni di carestie, 3 mesi che ti toccherà di schiampare denan dei tuoi nemici, sotto la pore di spade dei tuoi nemici, e 3 dis de spade da Signore, con la peste che si slarghe sulla terra, e l'agno da Signore, calsamene, svinidrimento
in tutte le terre di Israele. Come decid c'è che hai di disi a di quel che mi ha mandato? David gli disse a Gad: o soi tu un lancur tremendo, po ben, co puoi di colat tes mans da Signor, che il suo bon cor a lei cence fin grand, ma che no coli tes mans da ioms. Così il Signor al mandà la peste in Israele, a moririn 70.000 israeliti. Dio al mandà un agnol in Gerusalemme per fiscale, ma piel che le stava splantando, il Signore al chialaiù e si pentì de disgrazie che urveve professate. I disse all'agno sterminador: bonde comò, ti rendo la tua man. L'agno dal Signor aliere in pis denant dall'aria di Ornan, il Jebuseo. David, alzanti voi, al vio dell'agno dal Signor, casteve tra il ciel e la tiere, con la spade tirate fur e pontate su Gerusalemme. Allora David e gli anziani, vistuti di sac, si buttarono con la muse partiere. David gli disse a Dio: non so io stato io a ordinare il censo del popolo, io ho peccato e io ho fatto il male, che ste in cui il troppo ce hanno fatto mo. Signor Dio mio, la tua man che si svindichi su me e sulla mia famiglia, ma che non colpissi il tuo popolo. L'agno del Signore gli ordinò a Gad di dire a David che l'essa fai su un altare al Signore, dall'aria di Ornan, il Jebuseo. David a lei se onte l'ordine di Gad, che gli aveva data non dal Signore. Ornan si voltò e al vio dell'agnol. I suoi 4 figli, che erano con lui, all'erano applatati. Ornan all'er da Ur abbatti formente, quanche i si sdogna David. Ornan al chialà e riconosciù David agli si fur dall'aria e si buttà con la muse partiere denandi David. David gli disse a Ornan: cedimi il toc dall'aria, che puoi fai su un altare al Signore. Cedimal per quel calval, di mod calzosti il flagel sulla int. Ornan gli rispondè a David: chioltal, il regno paron cal fasi di luce cal crot. Chiale, io ti do anche i bus per gli olocausti, gli strebis per legnam e il formen per uffiarte. Ti do tutti di band. Ma il re David gli disse a Ornan: po no la fe, o vuoi comprarlo perché il calval? Noi presenterai al Signore une robe che gli to, offrin così un olocausto senza pagà. E così David idea a Ornan 600 siclos d'aur pal terreno. Allora David al fase su un altare pal Signore e all'uffrì olocausti e sacrifici di comunione. Al clamà il Signore, che rispondè col fuoco venuto dal cielo sull'altare dell'olocausto. Il Signore gli comandò l'agnol e che al tornò a mettere la spada tal fodri. Allora, veduto che il Signore lo aveva ascoltato sull'aria di Ornan, il Jebuseo, David all'uffrì lì un sacrificio. Il santuario del Signore fatto su di Mosè dal deserto e l'altare dell'olocausto erano sistemati in che volte sul suo caliere in Gabaon. Ma David non lo sapeva lassù a interpellare il Signore, perché si era spirtato di morire denande spade
dall'agnol dal Signor.